La bottiglia di Xeres è finita. Acqua. Ma cosa disseterà adesso l'ugola infiammata dalla battaglia? La lingua sa di metallo, è quello che mi è rimasto dalle stoccate inferte. Mentre brandivo la spada io urlavo, e in bocca intanto mi entrava la poltiglia del ferro scalfito dalle altre spade. Questo corpaccione che si è sempre mosso come un farfallone presuntuoso fra sottane, armature, tavole imbandite, botti di vino super raffinato, rappresentato come un godurioso che spaccava scranni appena ci si sedeva. Adesso è stanco per malinconia, nostalgia o per ferite subite. Ce ne ho una sulla gamba che non mi fa dormire la notte. Oh. Bisogna sempre fare i conti fra quello che la vita ti ha dato, e quello che la vita ti chiede poi in cambio. Un resto fra un dare e un avere. Già, lo so io cosa dice il mio conto. Lo so io, che sono vecchio, e che non avrei resistito là ad Agincourt, che mi sarei sentito schiacciare, soffocare, e non è una bella sensazione quella, no? No, te lo dico io, sentirsi schiacciare, o meglio, è una sensazione piacevole soltanto quando magari ti senti schiacciare, premere fra le poppe delle signore, o quando la lingua si muove coraggiosa fra i piaceri della carne. Allora sì, ma la gloria della lotta non mi si confà più perché sono vecchio, già vecchio. Però su sta bilancia del conteggio io metto una cosa a mio favore, che forse fa pendere tutto come l'oro, e cioè il mio erede. Me lo sono cresciuto bene, il mio Hall, o il mio Henry, come tutti lo invocano, Henry così, cioè mio, non mio, ma insomma, il padrone quasi padrone di questa terra quasi terra, Inghilterra, proprio così. È un giovane talmente vivace, vispo, talmente vivo, che già parla agli spalti delle soldataglie con il piglio del gran conduttore o condottiero, del conductor, almeno così io credo. Ma già, noi pochi, noi felici pochi, noi banda di fratelli, così dice. Ma il poco o il molto è sempre questione di conteggio. Ed è questo che il mio Hall non si è preoccupato di dire, cioè di parlare della bilancia. Cioè, che cosa fa vincere per un voto in più o un voto in meno nell'assise dei gran signori che tutti decidono? Numero, sempre un numero. Noi felici pochi. Ma quanti sono veramente questi pochi? Forse sono tanti quanti bastano per rimettere in sesto, che so io, per esempio, le finanze di questa banda di fratelli. Perché non è soltanto questione di tattica o di strategia, no. È questione di numeri. Io, per esempio, se mi condannano più e più volte alla morte per impiccagione, no? O magari su una bella pira accesa, di modo che della mia carne non rimanga che l'odore mefitico alla fine del peccatore. Io che ne so di quante volte io sia stato condannato come eretico o diversamente religioso in nome della legge costituita, quella legge che qualcuno ha imposto in base, in nome, non so bene io di che cosa. Ci dovrebbero essere delle macchine veloci per il conteggio di ogni cosa, di un esercito come di un pezzo d'anima, così che tutti, trovandoci ad un certo punto davanti al gran decisore, potessimo sputare sulle sentenze se il conteggio risultasse sbagliato. Di qua, di là, all'inferno degli inferni o al paradiso dei paradisi non importa, e anche le lacrime dovremmo contare, fino a che il conto non torni di quante se ne perderebbero per una decisione sbagliata. E dovremmo anche pretendere che ce le dessero indietro, tutte quante,
Quando ero paggio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago e leggero, ero gentile, gentile. Te la ridi, eh? Tu che stai lì dietro. E allora raccontala, raccontala, o meglio, contala. Questa esistenza tutta storta fra un picco e un salto nello sprofondo. Il fatto è che il mio Hall, il mio Harry, si perde nella nebbia del mio stesso passato. Il vino è terminato e questo non mi aiuta a contare se siano di più i giorni da quando mi manca o quelli trascorsi insieme tutti quanti, fra le scorribande, in lieta e sfrontata compagnia. Contare, sempre questione di contare, anche quando le dita delle mani non ti bastano più e il tramonto delle cose si fa più vicino, perché la gioia dei piaceri, la gioia dei piaceri non serve a mettere punti certi alla vita.